Era tutto pronto oggi a Rosolina Mare e nelle spiagge del Delta per la riapertura delle piscine all'aperto e gli stabilimenti balneari in zona gialla. Tra l'altro, da lunedì 17 maggio, tutte le regioni italiane in giallo, purtroppo esclusa la Val d'Aosta. Però, questa domenica, il protagonista è stato il maltempo. Peccato perché era tutto pronto per iniziare al meglio questa stagione, ma si sa, sposa bagnata, sposa fortunata. E allora pensiamo che 2 gocce di pioggia oggi, domenica 15 maggio, portino bene e che quest'anno sarà una stagione balneare eccezionale. Nel versante comunque delle agenzie le prenotazioni sono allo stesso livello dell'anno scorso e questo fa sicuramente ben sperare. Nelle immagini fatte dall'amico Ilo Gianella anche il torneo di beach tennis al Bagno Perla.